Sardo, 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 sì. Sardo, sì, sardo, sì, sardo di qualità. Signore e signori, direttamente dai migliori anni, number one, il vedovo di Sardegna, Benito Urgu. Che noi stiamo sempre stato regnare, non devo immaginare di parlare romano e tanto meno di pronunciare toscano. Me siciliano di vero, ma pescarese o milano, perché l'accento è quello, sardo, sardo, sardo sì, sardo sì, sardo sì, sardo di qualità. Yeah! Buonasera, Caro Urgu, come va? bene, lei? Meglio. Che piacere, piacere di stringergliela. Piacere di allargargliela. Senta Urgu, un grande successo il suo, eh? Ma io ho visto che è successo qualcosa, ma non riesco a capire cosa è successo. No, è successo che l'hanno vista tutti, sono 2 anni ormai che il Rai ha spopolato con tutto quel bel jingle, quelle Io belle cose. pensavo che Rai 1 era un accidente, perché da noi dicono un raio che ti vale, Rai 1, un raio che ti vale. Ma che è? Ah, no, no. Oh, una cazzata. No, Urgu, no, è che lei veramente ha una forza devastante. Cioè, quando lei è in quello schermo, veramente riesce a bucare. Lei buca lo schermo. Non lo sapevo. Si vede che funziona il trapano. Vabbè, senta Urgu, lei ha avuto anche dei momenti molto difficili, no? All'inizio. Mi dispiace accennargliene, per carità, di questa moglie che avevo che se n'è andata. Sì, no, non parliamone, insomma. No, per carità, Io morta mangiando un melone, così lo dico, così è. Sì, Lei era una mangiatrice, divoratrice di melone. amava il melone, Amava il melone, se lo amava, se lo mangiava intero. intero, il melone. Il No, melone intero, un melone di 4,5 kg intero. se lo mangiava. Ce l'ha ingoiato, lei riusciva a mangiarne anche da 6 kg. Come? Ma come? La ingoiava! È pericoloso. Pericoloso sì, tant'è vero che gli è venuto un piccolo colpo di tosse e gli è rimasto il melone incastrato. A lei? A sua moglie? A mia moglie. No, Poverino. dai, è stata male. Aveva la gola a forma di melone. Di traverso poi. Ma quando è proprio avuto quei problemi seri? Sì, ha fatto 7 rantoli, poverino. Sì, vabbè, ma Poverino, ogni rantolo era si sentiva. no, vabbè. Però non è il caso, qui sono bambini. Questo no, gli ho fatto il terzo. Sì, ma stava morendo. No, come ha fatto il terzo? No, mi scusi, o li fa tutti. No, voglio dire, ci sono bambini. Il primo era. Vabbè, ma non possiamo parlare di questa cosa qui. È una tristezza. Seconda era questa. Sì. Però è una brutta storia questa cosa, Veramente ci no. fa male a tutti, cioè dobbiamo. Quando ha fatto l'ultimo. Caduto. Col melone, Col melone. incastrato. Incastrato. Poverino. Peccato. Ma peccato perché era un melone molto buono, mi è dispiaciuto per quello. C'erano gli invitati che gli venivano l'acquolina in bocca e non potevano non ha potuto mangiare melone. Lei ha sofferto molto anche perché ha assistito a questo. Sì, e beh, io mi sono dovuto risposare d'urgenza, l'indomani stesso mi sono. No, mi scusi. No, lei ha la vedovanza, cioè, voglio dire. Io sono diventato 2 cose in uno ho fatto. La domenica è morta sua moglie. Io in 2 praticamente nello stesso tempo sono diventato. Ero vedovo e sono diventato immediatamente sposato. Ma mi faccia capire, perché con chi si è sposato? Con la badante. Di sua moglie. La mia badante. Ah, con la sua badante. Veniva dall'Alta Padania questa qui. Quindi c'era già una relazione. No. Cioè, Ci siamo guardati in faccia e mi ha chiesto, è morto? Io ho detto sì, e allora ci sposiamo, ho detto sì. Ma come? Davanti alla salma, voglio dire. Davanti alla Ma sala. non è possibile. Poi cosa siete sposati in municipio? Cosa avete fatto? Dopo? Allora, dovevamo fare anche il seppellimento. Sì, è certo, appunto quello voglio dire. C'era mio nonno che stava male. Sì. Quindi abbiamo detto il seppellimento aspettiamo qualche giorno che c'è il nonno che sta male
Chi lo sa? Se muore anche il nonno facciamo 2 seppellimenti in uno e così risparmiamo. Abbiamo fatto un matrimonio e 2 seppellimenti. Insieme. La gente era già lì. Sono venuti per il seppellimento, li facciamo stare per il matrimonio. Ma che c'è? E cosa li faccio andare a casa e poi tornano? Ma se la gente deve piangere per la morta, e cosa fa? Ride per... Ridevano, piangevano. Chi aveva voglia di piangere, piangeva. Chi aveva voglia di ridere, rideva. Ma non ho capito. Caspita, li porta a te. Ma scusi, che ne so, io se mi immagino il corteo funebre. C'era chi piangeva, chi ballava e chi cantava. E le macchine, la macchina. Le macchine a piedi loro. E lei? Io in macchina, i morti dietro di noi. Abbiamo messo 2 casse. Sì. Un autista seduto di fianco, eravamo in 3 davanti. Lei, sua moglie e l'autista. E l'autista. E le casse. Chi lanciava fiori, chi lanciava grano turco, chi lanciava riso, chi piangeva e chi rideva. E caspita mi riporta a me. Ci siamo salvati in bellezza. Bella storia questa. Ma non ci crede? No, è impossibile, cioè ma un funerale con un matrimonio insieme. E poi cosa fa? Non si era mai visto, tant'è vero che ho vinto il Guinness dei primatis. Dei primatis. Senta, dai, ma parliamo di cose serie, via. Vi ho portato i dolcetti che faceva mia moglie. Ah, del ricevimento. Mia moglie era una persona Perché lei faceva le cose a mano. tutto a mano. Ah. Mia moglie da bambina la picchiavano a mano, addirittura lei era una donna bellissima. Tutto a mano. La famiglia facevano tutte le cose a mano. Dai. Il babbo proprio dice che ha iniziato a fare l'amore a mano. Un po'. Dai. Dai. Ci sono delle cose che noi, proprio i valori di una volta, i valori che è una cosa bellissima. Ma guardi, lei faceva, ad esempio, faceva tutti questi, i prodotti in casa, i pomodori A mano. a mano, Sì. facevano i pomodori, Sì. Che cosa ha portato qua? Vediamo un i po'. prodotti di mia moglie. Vediamo un po' cosa ha portato. Guardi, in fondo alla Bisaccia, guardi, faceva il mirto. Mirto. E li abbiamo proprio confezionati. Il mirto della morta, guarda. Guardate che bella confezione. Possiamo abbassare un po' anche le luci poco poco. Guardate. Ah, eccola qua, guardate che bella. Molto bello, è il mirto della Li morte. potete trovare via internet. Bello. Ne ha portato altri? Cos'è Sì, ho questo? portato, guardi, il fungo. Ah, il fungo. C'è il fungo. Eccolo Fungo qua. qua. Eccolo qua. Il fungo della defunta. Guardate che bello. Molto bello, eh? Poi ne ha qualcos'altro? c'è la passata. La passata. Vediamo un po'. Aspetta che io non so dove... come si chiama però? La passata della trapassata. Io lo metto qua, tanto è tutto per me. Tutto per me tanto, rimane tutto lì. Metta anche la passata dentro. C'ha qualcos'altro? C'è, guardi, Ecco. c'è il salmone della salma. Il salmone della salma, ce l'abbiamo? Arriva? C'è? Se lo saranno mangiati. Non lo so, comunque noi ce l'abbiamo qua in mano, eh. Eccolo qua, il salmone della salma c'è? Vabbè, non fa niente, via. E poi gli ho portato la mortadella della morta, abbiamo fatto. La mortadella della morta. Della morta, sì. Va bene. Ma me l'hanno fregata i tecnici queste. Allora, arrivano? No? Va bene, dai, e questo che cos'è? Mandiamo un po' di luce, almeno si vede qua. Ecco qua. Questo qui è la bomboniera. Guardate che bella bomboniera. Bella questa bomboniera proprio. Ecco. Doppio clic e vai, no? Ok. Non ci va. Allora, guardate questa bella bomboniera. Piena di dolci fatti dalla buonanima. Che belli, guardate, eh. Grazie. Le metta tutto qui dentro. Mettiamo tutto lì dentro, vai. Ah, che bella questa cosa. Molto bello. Complimenti davvero. La parrucca della morta quasi. Va bene, possiamo... Se si vuole fare la parrucchino, la No, io la ringrazio tanto. Urgu, comunque sia, lei è diventato ormai un uomo di spettacolo ed è difficilissimo conciliare, diciamo, la vita da artista con la vita del pastore, perché lei, non dimentichiamoci, nasce pastore. Io nasco pastore e morirò pastore. Vabbè, però come fa oggi a conciliare questa cosa? Mi porto le pecorelle e faccio spettacolo con le pecorelle direttamente. No. Questo non è possibile. Come non è E possibile? che cosa fa con le pecore sul palco? E loro ballano e fanno prodotti. Non è possibile. Immediatamente, dal vivo. Dai.
ci vogliono i palchi sterilizzati, queste E cose. quindi oggi non le ha potute portare? Non le potete portare. Ah. E c'hanno una produzione bellissima, dovuto tutto dal Montone. Bello! Senta, è il Montone che è lì il segreto. Il Montone l'ho scelto io in internet. Ah, davvero? Perché lei viaggia, cioè in internet, lei Io per naviga? viaggiare c'ho la macchina. No, nel senso, lei naviga? Sì, in internet. Ma se lei sa accendere il computer? Se perché non lo devo sapere? No, me lo dica, perché non è Cavolate, c'è scritto dietro. è in inglese. C'è scritto on, che vuol dire ho incominciato. Poi quando devi chiudere c'è scritto off, ho finito. È chiaro. C'è scritto in tono chiaro e tondo. Io pensavo fosse in inglese, invece no, è proprio una cosa nostra. Ma le parole in inglese e in sardo ne conosci? Ce ne sono alcune, no? Inglese in sardo no. No. Cosa? In inglese quando devono dire vai dentro dicono come in through, in sardo è come in through. È vero. Ma lei queste cose... Saltare, Sì. in inglese si dice jump. Jump. E in sardo è jumpami sul luogo. Vedi, come le trova queste cose qua? Senta, ma torniamo Leggendo in internet. in internet, quindi lei naviga. Per esempio lungo, in inglese è long, in sardo è lungo. Senta, quindi lei entra in internet, digita Yahoo, va su Google, Yahoo e digita Digito. nella stringa. Cosa Cercasi montone per pecorelle vergini. Puoi capire chissà quanti link. Erano tutte a lingua fuori. Ce n'erano una bellezza. E l'ho ordinato dalla Cina. Il montone? Il montone. No. Perché sono apparse le immagini, Sì, e io ho digitato tutto un download all'altro. Fatto tutto quanto, immediatamente. ed è arrivato. Arrivato. Il montone dalla Cina. Il primo montone era guasto. Come guarda? Era un montone rovesciato. Come rovescio? Ma lo sa che era gay. Ma come gay? Un montone gay. Ma no, è uno, o è montone o è gay. E se le dico che era gay se n'è andato col montone del vicino di casa. Ma no. Tutti e due se ne sono andati pascolando, scodinzolando. E allora era gay anche quello. Anche l'altro era gay. Ma che schifo, cioè voglio dire. Due montoni Non gay. producevamo pecore, né io né lui, né agnelli né niente, perché avevamo i motori guasti. Ho capito, lei è anche un bell'uomo. Si dinaro. E il fatto sta che gli ho dovuto comprare una pecorella gonfiabile. L'ha tutta buccata, dopo 3 giorni era sgonfia. No, davvero. E quindi insomma questo montone comunque ha aumentato la Ha produzione. aumentato la produzione, altro che mozzarella blu. Certo, e quindi cosa producono queste pecorelle? Beh, ad esempio ci sono quelle nere, Sì? ce ne sono nere, ce ne sono bianche. E la pecora nera c'è sempre però, La pecora nera, ma lo sa che produce un affumicato che è una meraviglia. Chiaro, È incredibile. Sì. Queste mozzarelline che fanno una cosa troppo bella. bello. Senta, comunque sia, come si chiama questo montone? Checco. Checco, perché? L'altra era checca, quindi Ecco, ed è comunque giocoso, molto produttivo. sì, gioca sempre. Sì. Gioca a luna monta. A luna monta. A luna monta, alle 2 monta alle 3, alle 4, sempre montando. Ecco, ho capito. Comunque lei possiamo dire una cosa, che lei è veramente il sardo di tutti i sardi. Cioè perché lei è sardo. Sono sardo. Lei è sardo. Sardo. Però non ce l'ha ancora dimostrato, per cui ce lo dimostri. Quella sa del perché picca su cadu, recupero di cambiare, non tu visto ballare, magari su cantare.